Augusta è un'isola cinta di antiche fortificazioni normanne e spagnole. Un ponte la unisce alla terraferma. La domenica, lungo i viali fioriti dei giardini pubblici, si dà appuntamento tutta la città. Gente serena che ama gli incontri all'aperto. Gli augustani sono cortesi e gentili per natura, vestono con eleganza e proprietà. Nulla rimane della vita signorile monastica del tempo spagnolo, forse solo una certa aria distaccata ed austera. È una società economicamente evoluta che ha saputo permeare del suo spirito pratico le iniziative industriali attuate nella rada. Per Augusta, i paurosi momenti della guerra sono oggi solo un ricordo. La città, interamente ricostruita, si mostra al visitatore con i suoi vivaci contrasti architettonici. Accanto alle costruzioni arabo e spagnole, al fianco delle facciate barocche delle chiese e dei palazzi signorili, sorgono edifici di recentissima costruzione e dalle linee ardite. Sul palazzo comunale del 1700, la meridiana costruita da Donati e Secchi ricorda l'eclissi totale che qui fu osservata nel 1870. Lo stemma cittadino, l'aquila sveva che trae l'oro dal mare, preannuncia da 7 secoli che le fortune di Augusta sono legate alla sua rada. Basta uno sguardo all'ampio golfo per convincersi che il più grande porto militare del Mediterraneo si è trasformato in un attivissimo porto industriale. Nel 1958 il traffico portuale ha raggiunto il volume di 5 milioni di tonnellate. Al centro del Mediterraneo, lungo le grandi rotte mondiali, vicina a tutte le fonti di approvvigionamento e a tutti i mercati di consumo, questa rada offre alti fondali, ottima manovrabilità, ancoraggi sicuri anche per navi di grosso tonnellaggio. Ogni mattina centinaia di operai si imbarcano nella Darsena per raggiungere le fabbriche che sono sorte lungo il litorale. I primi impianti industriali sorsero nel 49. Il loro valore era esiguo, 6 miliardi appena. In 10 anni queste industrie si sono ampliate, altre sono sorte. Oggi gli impianti che si affacciano sul mare di Augusta hanno raggiunto il valore di 100 miliardi. Queste industrie hanno dato un carattere nuovo alla rada. Arrivano ogni anno circa 1000 navi mercantili. Vengono dall'India, dal Medio Oriente e dall'Africa. Portano materie prime, imbarcano prodotti finiti. Per gli augustani questo significa una fonte permanente di lavoro, sicurezza e tranquillità. È scomparso il bracciante agricolo che lavorava 100 giorni l'anno. Si è formato l'operaio, evoluto e moderno. I mulini a vento delle saline sono ora soltanto una poetica immagine.